Le Olimpiadi sono anche presupposto per portare a casa un sacco di opere che altrimenti non avremmo portato a casa. La famosa variante di Cortina, oggi possiamo dire che è finanziata con 300 milioni di euro, si sta arrivando nel giro di qualche settimana al progetto definitivo e si parte dal cantiere. La variante di Longarone è finanziata da 270 milioni di euro. Un investimento complessivo monster da oltre mezzo miliardo di euro per le due opere simbolo delle Olimpiadi 2026, variante di Cortina da un lato, variante di Longarone dall'altro. I progetti definitivi dovrebbero avere l'ok nel giro di poche settimane. Le rassicurazioni di ANAS e governo a riguardo sono forti e continue. Certo, a 4 anni dai giochi si tratta comunque di una corsa contro il tempo, lo sa bene la regione e lo sa anche la provincia di Belluno, con Roberto Padrin, sindaco di Longarone, che chiede di accelerare sull'individuazione di un commissario. È chiaro che bisogna correre, lo dicevo un anno fa, oggi lo dico ancora con più forza, i progetti definitivi delle due opere sono di fatto pronti, mi pare che Longarone sia addirittura un po' più avanti rispetto a Cortina, mi pare che sia stato già avviato l'iter autorizzativo, però c'è bisogno della nomina di questa figura commissariale che possa cercare di accorciare il più a lungo i tempi possibili sulle autorizzazioni. Se si riesce a ridurre i tempi autorizzativi, a quel punto lì sì, possiamo pensare che almeno una parte di quest'opera sia pronta per le Olimpiadi. Restano gli altri cantieri, soprattutto quelli già aperti nella zona di Longarone. I disagi sono tanti, ma la consapevolezza che siano inevitabili è diffusa anche tra chi quel tratto lo percorre ogni giorno. Un po' di disagio per i lavori in corso, anche se stanno procedendo bene. È un bel po' di tempo che stanno facendo questi lavori e si crea abbastanza difficoltà nella quotidianità per il nostro lavoro. Il disagio l'ha creato, però insomma si sa che i lavori importanti così ci vuole tempo e bisogna avere pazienza.